un po', inosservate al regime. Questo durerà non molto, immagino, ma insomma per il momento quello che arriva da lì merita di essere letto per 2 motivi. Primo, perché ci fa capire dove, andrà a parare la società cinese, il capitalismo di Stato, che è tipico della Cina. E poi l'altro motivo è che, quindi diciamo, ci interessa dal punto di vista, geopolitico, ma poi, è interessante perché ovviamente uno scrittore cinese tratta in maniera completamente diversa, dei temi che, sono centrali come il rapporto con le intelligenze artificiali, il rapporto con la ricerca scientifica, con la morale, che dovrebbe stare dietro la scienza e, quindi diciamo che, ci sono tanti motivi per cui, vanno letti questi libri. Ora, al di là di questa antologia che è molto bella, io dove ci sono i principali scrittori, vi ricordo la trilogia di Cixin Liu. La trovate ben esposta su tutti gli scaffali delle librerie, di catena, ne è stato tratto una serie di successo, e anche un film di successo su Netflix, e, appunto attraverso queste storie noi capiamo, quello che, cioè vediamo raccontato e calato in una storia di fantasia, si fa per dire, ad esempio vediamo il tema del capitalismo di sorveglianza, quanto è sentito e quanto è descritto bene da questi scrittori che sono sottoposti effettivamente, come tutta la società cinese, a sorveglianza. Quindi sono racconti e autori che, se a mio avviso in questo momento sono giustamente sulla cresta dell'onda, perché ci rivelano tante cose e forse ci fan capire, anche che certe direzioni è meglio non percorrerle. Un libro, secondo me molto particolare, molto bello, sulle intelligenze artificiali, un libro che esce diciamo, sia dall'entusiasmo facile, sia dal catastrofismo, è questo libro di Ethan Mollick, che è uno studioso, che insegna all'università della Pennsylvania e, fa questo libro sull'intelligenza condivisa. È una specie di manuale però filosofico, per trattare con l'intelligenza artificiale e per tirarne fuori il meglio. Ehm, Parla di intelligenza condivisa, cioè, prefigura un futuro in cui il nostro legame con l'intelligenza artificiale è personale. E infatti il capitolo più affascinante è, il capitolo che spiega che mentre tutti gli altri software sono fatti per essere prevedibili, l'intelligenza artificiale è fatta esattamente, con il fine opposto, cioè per essere imprevedibile, come imprevedibile è il carattere dell'uomo. Ora lui dice: "Non importa se queste macchine sono senzienti come l'uomo oppure no, non importa nulla, non importa che siano fatte di silicio invece che di carne. L'unico modo per trattare correttamente un'intelligenza artificiale è, trattarla esattamente come se fosse un uomo, perché è studiata, è concepita per cercare di riprodurre i, ragionamenti che noi facciamo con il nostro cervello. Di conseguenza, appunto, si instaura un rapporto personale con l'intelligenza artificiale. Lui dice: "Non importa che sia farlocco perché di là c'è una macchina, in real ma c'è un motivo pratico, come se fosse un tuo amico e, questo può diventare singolarmente intimo addirittura. E, questo libro ha la bellezza di essere estremamente chiaro e
essere scritto come un manuale, motivo per cui è stringato ma chiarissimo e dice un sacco di cose che io non avevo letto altrove. A me, appunto è piaciuto in particolare quel capitolo, ma ce ne sono altri molto, molto, interessante. La I come persona, le regole per la cointelligenza, per insomma, ve lo consiglio. Dateci un occhio perché questo è un libro diverso da quelli che trovate in giro di solito. Qui concludo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Avete ascoltato Alta Tiratura. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare.